Pronto? Ci sono in onda? Pronto? Sì. Sono Nenzi, pronto, sono Nenzi. Stai sentendo? Sì, Pronto? buongiorno. Gianfranco? Sono sempre io, Gianfranco. Senta, Gianfri, ti posso chiamare Gianfri? Ti posso dare di tu? Ma certo. Quanti anni c'hai, Gianfri? 25. Quando? Non parlarmi dell'euro, lo senti? Senza conferenza? Certamente, signora. Come siamo io? Ho 42 anni. Siamo 7 anni che c'hai 42 anni, però va bene lo stesso, giusto? Si sono bloccati, sì. Gianfri, ci volevo dire una cosa, che la radio, Radio Splendida, non si sente buona, non si sente. Come non si sente? Non ho sentito che c'è una voce di una che pareva la papera. Ma che sta dicendo? Era una canzone normale? Sì. Allora si sentiva buona, No, si sentiva perfetto. Cazzo, non si toccare niente, non toccare l'antenna, che buona. Scendi del traliccio, scendi. Quale traliccio? Noi abbiamo l'antenna del traliccio. Sì. Noi che prende tutto qua, capito? Noi abbiamo la casa bunker. Abbiamo la casa bunker, capito? A San Giorgio. A San Giorgio, sottomessa, va, sottoterra, no? Non è che prende tutto, per cui siamo un traliccio da l'Enel. C'era un filo portato fra là che non l'aveva attaccato da sopra in alto. E ogni tanto va bessando quando c'è malo tempo, cose. Ma che buona casca, non so che succede, va. Ma che ci porta da sopra? Ma Sì, deve stare ho attento. sentito che c'avete la bacheca degli annunci dopo. Sì, lei vuole fare qualche annuncio, qualche stiamo cosa. cercando noi dei lavoranti, diciamo. Dei lavoranti, sì. Offriamo lavoro? Ho visto che ci sono molti annunci di persone che cercano lavoro, quindi. Offriamo lavoro perché abbiamo, diciamo, il nostro ipermercato. Pure l'ipermercato, è vero. È abusivo. Ma tutte cose abusive, lei, signor. Le nostre parti, tutte abusive che possiamo fare noi. Abbiamo i soldi per fare le cose per bene. Noi i soldi per fare le cose abusive. Ma non si fanno le cose abusive. Ma chi sappiamo? Le facciamo perché le possiamo fare, diciamo che ce le procuriamo, no? Sì. Abbiamo fatto un ipermercato e stiamo cercando i commessi e cassieri per ipermercato. Che però devono essere esperti di ipermercato. Certo. Perché nell'ipermercato si vendono iperipocco, iperiseggia, iperi dei tavolini, tutte le cose iper si vendono nell'ipermercato. Signora Nunzia, ma che sta dicendo? Iperitivi, come no? Anche Iperitivi, certo. Certo. Iperitivi, iperiti magari ci sono. La voglia, anche diplomi, vendiamo tutto, lauree, tutto quello che c'è. Proprio diplomi e lauree del supermercato non penso proprio, però vabbè. Il nostro tutto, abbiamo tutto. Ho capito, Lei trova dalla chiave 1317 per smontare un motorino fino a trovare, che ne so, una ruota di 19. Ancora? Non fanno ancora un motorino Quante ruote di 19 ci abbiamo, Ignazio? Quante ne abbiamo? Ne abbiamo parecchie? Va bene. Allora abbiamo un'offerta. Sì. Ruote di 19 in offerta. Chi se ne prende 4 ce ne regaliamo 2. Che offerta è, signora Nunzia? Non ne avevo. Se ne prende 4 ce ne regaliamo 2. Va bene, allora 19. Allora quando vieni 19 che io non ti capisci. Io ce ne dico 9, sì. Esatto, io ti do 4 ruote e 2 te ne regala. E tu ce l'hai l'apparecchio? Ce l'hai? Certo. A proposito, per incidentati, vendesi collare del Rottweiler. Ma no, collare del Rottweiler. Sempre collare, no, scusi. Ma sono due cose diverse, non c'entra niente. Quando cascavo Ignazio con la lava che ci mettesti lo chiesto. Certo, ci messo un collare del Rottweiler, che ci volevo mettere un collare della farmacia. Non lo fanno della misura di Ignazio. Ma perché Ignazio che fa? S'allicca quando. No, ma Ignazio non ce l'ha la misura normale del collo, capito? Sì. Com'è che lei c'è? Che collo c'ha lei? No, un collo normale. Insomma, io l'ho visto nella televisione, non è che c'era un collo normale, c'era un collo che va alla bottiglia della birra Messina. Quanto c'era di misura? 14, 16, quanto c'avevi? Là siamo. Oh, Ignazio c'avevi 58 di collo, capisci? Ma siamo sicuri che un collo? 58 c'ha. Non è che è un collo normale, ma non è che aveva la panza a posto del collo. Infatti lui nel collo c'è un codice a barre, proprio come un collo. Non come un collo da testa, come un collo di scatola, capito? Sì, ho capito. Come la collettame, no? Sì. Infatti Ignazio cammina con la bolla d'accompagnamento. Addirittura. Non è che c'è un collo normale, è un collo di consegna, capisci? Non è un collo normale. Povero Ignazio. Ci vuole proprio la bolla d'accompagnamento, che se lo firma la finanza, non è che. A parte che se lo firma la finanza non torna più manca a casa, giusto? Perché sicuramente di solito aveva sempre qualche cosa di, diciamo, di prestato o di procurato per le mani, no? Comunque noi stiamo cercando questi commessi per l'ipermercato, va bene? Quindi va bene, tutti gli ascoltatori, insomma, se sono interessati a questo tipo di annuncio, se volete, insomma, ci possono contattare tramite voi? Sì. Non può ripetere il numero per cortesia? Mandate un sms al Tovi. 346 8724 877. 346. Se lei parla che lo devo segnare, no? Ignazio, prendi una penna, procurini una, no? Procurila, Ignazio, che manca a te, scusa. Appunto, lui procura quando uno tutto. ci serve una penna non c'è mai, va, cosa. Momento solo, Ignazio, aiutami, che qua il telefono abboglia, no?
Che moi. Dove siamo attaccati? La signora Narre Cavoli? Ma siamo attaccati a Narre Cavoli? Ah vai, signora Nunzia, ma pure col telefono. Allora, come diceva, scusi? Sì, allora dicevo 346. 346, scrive tu Ignazio, 346 scrive. Signora Nunzia, lo scriva lei per favore. Lo scrivo io, perché Ignazio mi pare un po'. Ecco, 346. Prendi un foglio di carta buono, che cos'è questa carta? Ignazio, ma che carta è questa? Ti pigliamo tovagliolo, carta igienica. Dammi un foglio, dammi una penna, una carta, me la so quattro mazza. Ma che cosa fare con quattro mazza? Una carta, no una carta, piglio con una pezzo di carta. Prendi una rubrica, una con blocchi notice, prendi un notice. Ce l'abbiamo un notice. Cazzo, scusami, ma nell'ultimo cambio, quello che hai fatto ieri sera, ma non c'era di questi notice, questi elettronici, come si chiamano questi? Questi tabute, no? Come si chiamano? I tablet. Come si chiamano i tabutetti? Non sono tabuti, sono tablet, si chiamano tablet. Questo cazzo, ce l'abbiamo queste tablet. Ma poi io non riesco a spiegarmi una cosa, avete gli oggetti più strani. Controlla il cambio, avete gli oggetti più strani e non avete un pezzo di carta, io non capisco sta cosa. La carta sempre è una cosa che serve, no? Capita che un anno ci ha giocato e non lo stiamo trovando, no? Scusa un momento, Ignazio, controlla il camion, no? Vedi un po', gli era portato un camion, no? Un camion nuovo? Sì. Che si era perso, l'autista si era perso. Guarda caso si era perso l'autista. Ma cosa ti impazzisci? C'era questo camion fermo davanti a un bar, qua nella nostra zona. Ma non è che l'autista si era fermato magari a prendere un caffè? Cosa? Ma lui l'ha aspettato qualche 3-4 secondi, ma niente, questo non arrivava. Ma che sono 3-4 secondi? A un certo punto Ignazio dice, lo dobbiamo spostare questo camion di qua, dove lo metto? E ho detto, basta, buttavo questo non si è presentato, ora stiamo vedendo un po'. Signora Nunzia. Ignazio, vedi se c'è un tablet cascato del camion, vedi? Vedi se c'è un tablet con padre morto, Ignazio, vedi? Che sta dicendo? Vedi, prendiamo l'appunto? A Roma, verremo a Roma. A Roma? Sì, funziona. Funziona? Ma Ignazio lo sa usare sto tablet? Un momento che sto parlando con tablet, benvenuto, sono femmina io, benvenuta. Allora scrivo appunto, pronto? Ci dice che parla a capo, un momento che ci parla. Non lo so se parla. Buongiorno, puoi prendere appunto cortesemente? Com'è? Niente, mi sa che questo tablet... Ho preso nota. E chi ha preso nota? Che ancora non ho messo niente, scusami. Prendi appunto, allora segnati, com'è il numero? 346 Segnati 346 87 24 877. Ripeti. Vediamo. Ecco la nota. Mi sa che forse non... Ripeti. Ecco la nota. Che ripeti sempre la stessa cosa, non è che ripeti il numero. Mi sa che Ignazio piglia un tablet un po' così. Leggi nota. Ecco tutte le note. Vedremo chi legge. Eccolo, 346 8724 877. Chi ci scrivo? Ci scriva Radio Fantastica, alla Catalla. La ringrazio, la saluto. Allora mi raccomando, se volete questo lavoro diciamo nell'ipermercato, contattate Radio Fantastica alla Catalla, parlate con Gianfranco e mi raccomando rispettate tutte cose che sono i peri, va bene? Se siete peri lavorate con noi nell'ipermercato. Signora Nunzia, le faccio un iper saluto allora. Arrivederci. Ogni tanto una canzone dico, vai, ce la posso anche mettere, va bene. Che ce le dedica, no? Va bene. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Alla Catalla su Radio Fantastica. Ok ragazzi, ok Fantastica, ok alla Catalla, ok signor Castiglia, ok non mi fai chiamare.